E con noi Roger Molina, il tecnico del Forte dei Marmi. Allora Roger, un Forte che si è imposto 8-2, però fino all'inizio della ripresa la partita è stata molto equilibrata. Sì, dai, anche abbiamo investito a quello, no? Che abbiamo una squadra con 8 giocatori, l'abbiamo girato, abbiamo messo un ritmo alto e penso che era importante mettere questo ritmo alto per il Monza non ha la profondità che abbiamo noi e abbiamo investito anche a quello. Sì che è vero che il primo tempo non è giocato come volevamo, lo abbiamo detto alla fine del primo tempo, abbiamo sistemato delle cose, abbiamo fatto quello che si aveva preparato, è andato meglio, dai. Abbiamo stato molto efficaci anche nei tiri che magari era una cosa a lavorare e a migliorare noi. Faccio complimenti ai giocatori per il lavoro fatto e che è venuto su e niente, si continua, pensiamo che siamo ancora indietro di quello che vogliamo essere, ma si fanno passi avanti. Le partite perse pensiamo che ci hanno dato bene come messaggio per lavorare e migliorare le cose e niente, penso che dobbiamo dimostrare anche mercoledì in Coppa che questa squadra è migliorato tanto e ha imparato. E Roger, appunto in ottica a futuro, siccome alla fine i campionati e le coppe si vengono, vabbè, la Coppa Italia in primavera, il campionato a giugno, così come la Coppa dei Campioni, ha recuperato anche Federico Ambrosio da un infortunio anche complicato e Pedro Gil, che insomma sono due nuovi acquisti anche per questo ennesimo nuovo inizio di stagione, perché c'è stata la sosta mondiale, la sosta natalizia, ora inizia il rush finale. Sì, sì, guarda, due giocatori della sua qualità, non ti dirò che non l'abbiamo sentiti, ma sarebbe una bugia, no? Ma noi lavoriamo con quello che abbiamo, quelli che hanno entrato al suo posto hanno fatto bene, hanno dato contributo, si allenano anche per avere minuti, è giusto che lo fanno così perché aiutano la squadra e poi adesso sì, ce la giochiamo, tutto il lavoro che abbiamo fatto e anche le sconfitte che ci hanno dato questa informazione di dove migliorare, andremo fino alla fine a giocarcela tutta la Coppa, Champions, lo Scudetto. Se mi dai a scegliere, voglio imparare anche senza perdere, ma diciamo così che queste sconfitte che ci hanno fatto tanto male al morale ci hanno fatto migliorare. Ok, ringraziamo Roger.